Ciao amici, oggi abbiamo 17 marzo 2023. Ehm, facciamo, facciamo tre step, tre contributi, diciamo, da IOLA 77, 3 anni di rivelazioni inaspettate, buon viaggio sulla strada della conoscenza, e Sardinian Original World Order. So, cominciamo con questo, Dialogue 77, e questa è un racconto, diciamo un'esposizione, ecco, chiamiamolo così, da un'idea condivisa tra me e Pietro Loi. Sardinian Original World Order. Possiamo capire quasi tutto. Possiamo capire che svariati popoli di questo disastrato pianeta restino succubi delle simbologie che le oligarchie dominanti usano contro la gente. Non possiamo capire come mai anche molti discendenti della antichissima ed evoluta civiltà come quella sarda si facciano condizionare da energie loro trasmesse dagli illuminati, che a rigor di logica dovrebbero essere ininfluenti quando si confrontano con i discendenti della ben più antica civiltà mai apparsa sul pianeta Terra, civiltà che è durata millenni, svariati millenni. La pessima notizia per questa stirpe indegna di illuminati è che i loro simboli non hanno alcun potere sui simboli degli antichi sardi. Niente possono obelischi, occhi che vedono tutti o che vedrebbero tutto, piramidi fatte di fragile arenaria contro la concretezza delle pietre nuragiche, ben più consistenti e antiche. Adesso adottano simboli da muratori, compassi e squadre, colonne e grembiulini. Hanno bisogno di strumenti e compagnia cantante di Malta per tenere insieme fatiscenti costruzioni, fondamentalmente fragili nella loro essenza, e invidiano la robustezza e longevità delle dure pietre dei nuraghi, mirabilmente messe insieme senza bisogno di collanti. Invidiano l'energia presente nei pozzi sacri della Sardegna, quella potentissima delle tombe dei giganti, energie per loro, nonostante tutta la bori che fanno finta di possedere, inavvicinabile. Nonostante tutta la loro vanità, si rendono conto che sono irrimediabilmente perdenti. Da ora in poi li aspettiamo per erudirli e dispensare loro i nostri ordini. E dato che il vertice della loro piramide non è stato completato e mai lo sarà, solo noi sardi possiamo capire il loro senso di frustrazione al cospetto di simbologie 1000 anni luce più potenti delle loro, perché le loro sono scopiazzate, le nostre sono originali. Possiamo immaginare il loro senso di impotenza. Sanno che i simboli che loro stessi usano sono simboli di civiltà fondate dagli antichi sardi. Sanno che l'antica Atlantide era la Sardegna, che l'isola sarda è un immenso santuario, la terra che ha tutte le tipologie delle più antiche strutture megalitiche e ne ha la più alta densità al mondo. Sanno che la civiltà egizia delle piramidi e dei faraoni è stata fondata dagli antichi sardi. Sanno che le prime piramidi sono costruite in terra sarda.
sanno che la lingua più antica al mondo è la lingua sarda sumerica accadica, che quelli che loro insistono a definire fenici in un estremo tentativo di screditare una stirpe così potente erano sardi e che l'alfabeto che loro chiamano fenicio deriva dall'antica scrittura sarda. Sanno che l'antica civiltà etrusca e poi quella dell'antica Roma derivano dall'antica civiltà sarda. Sanno che le radici del mondo occidentale sono in Sardegna. Sanno perfettamente che la civiltà occidentale è nata in Sardegna e a niente valgono le loro esternazioni che ripetono ad essere ossessivi. La, la civiltà occidentale ha radici giudaico-cristiane, ma quando mai? Le radici della civiltà occidentale sono solo sardiane. I loro principali centri di potere al mondo usano furbescamente simboli che hanno origini sarde. Sanno anche, bontà loro, che abbiamo l'intelligenza e il potere di fermare in qualsiasi momento i loro stupidi giochi che vanno contro i principi della nostra antica civiltà. Sappiamo che ora abbiamo perso la pazienza, che ora li fermiamo e li fermiamo per sempre, che abbiamo deciso di salvaguardare l'onore e la grandezza delle grandi antiche civiltà che loro intendono scimmiottare e denigrare. Civiltà che derivano tutte dalla grande intramontabile antica civiltà sarda. È inutile che si rifacciano all'antica civiltà egizia, la civiltà sarda è immensamente più antica e più potente della loro. Noi non abbiamo nei nostri geni la volontà di dominare il pianeta. Le nostre sono vibrazioni di amore. Loro non conoscono la forza del bene e dell'amore. Conoscono solo odio cieco e male che cercano di diffondere tra l'umanità. Sappiate che l'antica civiltà sarda è in grado di istituire molto prima di voi e in qualunque momento il Sardinian Original World Order, che garantisce il pieno rispetto di ogni essere umano e la sua massima evoluzione. Ancora non lo abbiamo fatto perché aspettiamo una vostra seppur tardiva redenzione. Aspettiamo che veniate a prendere da noi consigli e ordini. Venite, vi confermeremo che ancora non avete capito che i grandi valori e le inacquistabili ricchezze dei veri sardi voi non potrete mai avere. Smettetela di fare i buffoni e prendete atto che siete esseri inferiori. Venite, venite a imparare una parola nuova, una parola potente, la più potente che esiste. Venite a imparare la spiritualità che ha fatto grande il popolo sardo, una forza della quale voi ignorate l'esistenza. Vi abbiamo lasciato volontariamente spazio, visto che le vostre miserie intellettuali e spirituali, ma ora che avete capito che non riuscirete, e ormai l'avete capito, che non riuscirete a completare la vetta della vostra ridicola e fragile piramide, mettetevi al servizio della civiltà più antica e potente che è sempre esistita. Avete giocato abbastanza, è arrivata l'ora, volenti o nolenti, il vostro dominio fallace finisce qui. L'unico, originale e giusto ordine mondiale degli esseri umani sovrani è nato in Sardegna 12.000 anni fa. Ogni ridicolo tentativo di creare nuovi ordini mondiali è destinato al fallimento.
Diffidate dalle imitazioni. Il Sardinian Original World Order non è paragonabile al vostro microscopico NVO, che è una demente imitazione mai riuscita e già fallita sul nascere. Secondo contributo, Iola 77, buon viaggio sulla strada della conoscenza. Mettete se volete naturalmente, se vi piacciono i contenuti pubblicati, mettete qualche like sul canale YouTube Mariano Avis e seguiteci. Passiamo alla narrazione di questo secondo contributo. Avete idee particolari, non convenzionali, non omologate, abusive. È uno scomodo pregio se decidi di renderle pubbliche. Pensare e lottare in favore di un corretto senso libertario, se supportato da conoscenze, è altamente meritorio. Mai e poi mai rinuncerò alle mie idee, forse strane per molti, ma che lo ricordo scaturiscono da tanti giorni e tante notti spese ad informarmi. Accetto l'idea voltairiana, mi batterò perché anche tu che dissenti dalle mie idee le possa esprimere, a meno che le tue idee non siano impregnate da neoagismi e mondialismi vari. In quel caso ti combatterò perché sei pericoloso. Giocare per esempio a Crash Saga o altre frivolezze similari non è il mio passatempo ideale, ma mi sarebbe certo piaciuto di più giocare a scacchi online che spendere tempo ad informarmi, ma una volta rientrato dal continente, dopo 10 anni che ero lì, ho deciso di rendermi utile alla mia gente, di mettere a loro disposizione le mie conoscenze, acquisite a caro prezzo, acquisite con sacrifici. Il mio impegno e le mie competenze sono state riconosciute da persone eccellenti che hanno capito e mi hanno dato incarichi importanti in funzione del bene del mio popolo e in sua rappresentanza. Per tutti gli altri, per gli inscatolati che non sono ancora arrivati a capire, auguro buon viaggio, ma sulla strada della conoscenza. A te auguro il mio personale buongiorno, ricordandoti che è inutile avere ottime idee, ottima visione della società e del mondo, idee libertarie se ancora usi parole inventate dal tuo peggior nemico. Fetension. In questo caso, inconsciamente, fai il loro gioco a dispetto delle apparenze. Detto questo, so che hai capito cosa intendo, anche se sono certo che non sei d'accordo, ma se non si adottano strumenti atti a contrastare tensioni, puoi essere quanto vuoi cittadino del mondo, sovrano di te stesso, un magnifico individualista, ma resti comunque un condizionato dai tali mantra, una loro pedina. Due di questi strumenti atti a contrastare il mondialismo, che sono il senso di appartenenza etnica e un sano concetto di nazionalismo. Certo, per molti un concetto di nazionalismo è strano e invece è da rivalutare assolutamente. Concetti di nazionalismo non sono concetti di destra, dato che per me la destra e la sinistra sono invenzioni che convincono solo decelebrati mentali irrecuperabili, facilmente manipolabili. Di nuovo buona giornata, ho studiato anche per te. Se vuoi, sono comunque a tua completa disposizione. E alla 77 numeri. 3 anni di rivelazioni inaspettate.
2020, 2021, 2022, gli anni delle rivelazioni inaspettate. Amici che hai frequentato per molti anni, per decenni, si rivelano immensamente peggiori o migliori di quello che immaginavi. Quello che sembrava mezzo addormentato si è ribellato alle angherie statali riguardo alla prigionia e alle imposizioni della pseudo-pandemia. Quello che ammiravi per la sua lucidità e intelligenza di punto in bianco ha dimenticato i neuroni altrove. Asintomatico neuronale. Basta la paura per ogni rivelazione, basta la paura. Basta la paura della morte per ogni rivelazione, basta la paura della morte. Chi ha perso l'anima per paura non sa che la morte non esiste se non nel corpo. 2020, 2021, 2022. Noi che non ci siamo arresi nemmeno quando a qualcuno di noi hanno negato il lavoro e che l'anima l'abbiamo conservata, siamo ancora vivi. Gli obbedienti pluripunturinati che hanno perso l'anima, anche se ancora respirano, sono morti senza speranza. Buon 2023, ma solo a chi se lo merita. Buon 2023, ma solo ai vivi. Ciao a tutti.